non violenza e la sua efficacia. La sua efficacia possiamo per esempio studiarla confrontando un paio di esperienze e un altro paio di esperienze. Le dico subito, di solito sono alla fine di una conferenza, ma è meglio restare su questo tema. Arrivano le forze armate sovietiche e occupano Budapest. I ragazzi prendono bottiglie, le riempiono di benzina, gli danno fuoco, sono le famose bottiglie Molotov, e le buttano addosso i carri armati. È una strage dei ragazzi, qualche carro armato viene incendiato, è una strage di chi fa questa operazione. 20.000 morti a Budapest nel 1956. In quel momento c'è anche una serie di crisi dentro il Partito Comunista, nel Partito Socialista, si chiamavano carristi quelli che erano d'accordo con i carri armati. Ma non mi soffermo su questa parte, mi soffermo sul 20.000 morti. 12 anni dopo a Praga succede la stessa cosa. Arrivano i carri armati sovietici perché la primavera polacca, quella di cui parla la canzone famosa La primavera di Praga, Dubček, era vista assolutamente come una cosa insopportabile da parte di Mosca. I carri armati erano già lì, facevano finta di fare esercitazione, a un certo punto arrivano a Praga, la occupano. Ma Dubček e il Partito Comunista Cecoslovacco decidono, senza aver studiato troppo di non violenza, ma orecchiandola, diciamo, non avendo fatto training, eccetera, decidono che non si deve dare una risposta violenta alla luce di quello che era successo a Budapest. E Dubček dice alla sua polizia: restate nelle caserme, al suo esercito: restate nelle caserme, dice ai giovani studenti: scrivete pure tutti gli striscioni ma non offendete, difendete la nostra democrazia, dice ai sindacati la stessa cosa, occupate pure le fabbriche ma non torcete un capello ai soldati che sono stati mandati qui. Non muore nessuno, 76 morti, tutti un po' casuali, a parte quei 10 di Jan Palach, i suoi 3 amici e poi altri 6 che lo seguiranno, che si sono suicidati bruciandosi. Fanno parte di questi 76 morti. Non viene giustiziato tutto, la segreteria politica e anche gran parte del comitato centrale comunista, come era successo a Budapest. Nella prima settimana a Budapest sono stati uccisi tutti, a Praga nessuno. Il presidente della Repubblica, Svoboda, quasi premio Nobel, decide di andare persino a Mosca a difendere Dubček e la primavera di Praga. Lo sconsigliano, ma la sua forza è talmente grande che va a Mosca, parla, ritorna, nessuno gli torce un capello, come non torcono un capello a Dubček, che sarà solo mandato a fare il suo mestiere, il forestale, che continuerà a fare fino al 68, quando alla fine, scusate, l'82, quando cadrà il muro di Berlino e a Praga cambia la situazione e tornerà a fare il presidente della Repubblica. Questa situazione mette in confronto due situazioni, questo parallelo, due situazioni assolutamente simili, assolutamente. 20.000 morti, 72 morti, un comitato centrale, l'istituzione praticamente centrale dell'Ungheria decapitata. Dall'altra parte un governo che resiste fino al maggio del 69, poi devono dare le dimissioni. I carri armati erano ancora lì, Jan Palach si era suicidato invano, diciamo, 1 milione di persone al suo funerale, ma ciò nonostante non riuscivano a liberarsi dai sovietici e alla fine hanno deciso, hanno fatto un patto: noi ce ne andiamo, non ammazzate nessuno, prendete in mano voi la situazione. Secondo parallelo, sto molto sulle superfici, altrimenti ovviamente, indipendenza dell'India e l'indipendenza dell'Algeria. Guerra dell'indipendenza dell'India con Gandhi. Al 1947 i morti più o meno indiani, di quei circa 20 anni di iniziative, Marcia del Sale,
con la marcia del sale sono partiti in 68, sono arrivati in 200.000, 60.000 sono stati arrestati, pensate, 60.000 arrestati solo con la marcia del sale, perché andavano a fare il sale, cioè prendevano l'acqua salata, la facevano evaporare, tutto qua, ma l'Inghilterra voleva che pagassero la tassa, altrimenti non potevano farlo. Alla fine sono 30.000 morti. Guerra di indipendenza dell'Algeria, fronte di liberazione, eccetera. La prima occupazione universitaria fatta in Italia è del 1962 a Venezia, a San Trovaso, di fronte al Marco Polo c'era architettura e quella facoltà è stata occupata in difesa, in sostegno della guerra di liberazione. E poi il famoso film, come si chiama quello su Algeri? La battaglia di Algeri, che fa vedere anche la situazione, cioè alla fine ammazzano, i francesi ammazzano, e come si ammazzano. L'Algeria in quei 2 anni, 60-62, piange 300.000 morti. 30.000 morti in India su 300 milioni di abitanti, 300.000 morti in Algeria su 20 milioni di abitanti. Il rapporto è 1 a 150, cioè in Algeria è costata 150 volte di più rispetto alla popolazione. Questa è l'efficienza della non violenza. Quando si dice sì, ma la non violenza, ma come si farebbe adesso in Ucraina, ma come si farebbe adesso, eccetera, noi dobbiamo ragionarci. C'è stato un lavoro fatto da un professore a Pisa, il nostro Tonino Drago, che ha ripreso altri studi, che ha fatto vedere come l'efficienza, studiando molti casi, un centinaio di casi di rivoluzioni, in parte violente, in parte non violente, del Novecento, che l'efficienza delle rivoluzioni non violente, quella del Portogallo per esempio del 74, quella dei Garofani, quella delle Filippine dell'82 se non sbaglio, non mi ricordo esattamente l'anno, quella della, come si chiama, della Aquino, eccetera, è stata più del doppio, cioè più del doppio della percentuale delle rivoluzioni non violente hanno avuto il successo rispetto a quelle violente. Rivoluzione violenta è quella cubana, per dirci, no? Quella violenta, no? Hanno fatto la guerriglia, gli altri invece Coriachino ha organizzato la popolazione con 2 anni di preparazione, eccetera, eccetera. Questo per dire che la questione della non violenza non è una questione da poco, è una questione mondiale che dobbiamo affrontare quando diciamo ma la difesa popolare non violenta, quella che stava alle spalle del discorso che ha fatto adesso Mao, che ha parlato di colpi civili, cioè alla fine c'è la difesa popolare non violenta, può veramente difendere il nostro paese o no? E gli esempi storici dicono sì, certo, basta che sia preparata, organizzata, altrimenti diventa un suicidio. Bene, io fatto questo punto, che per me era però il punto principale, l'efficienza della non violenza, vi racconto 2 o 3 cose. Io ho fatto 3 libri in questi ultimi 3 anni, penultimi, questo sulla non violenza in azione rispetto alla guerra e alla giustizia, e questi 2, non violenza per la terra e non violenza in Italia, sulla non violenza per l'ambiente, perché lui l'ha accennato solo alla fine quando ha detto militare e civile nucleare. Il discorso della non violenza si è sviluppato moltissimo anche sui temi ambientali, mentre è nato sui temi soprattutto all'inizio del razzismo, Martin Luther King, o della giustizia o della indipendenza, insomma temi non legati strettamente all'ambiente. Ma mi fermo in questo momento sul primo, la violenza in azione, e come è già stato detto, l'antichità della non violenza la ritroviamo nascosta, quasi proprio calunniata, addirittura nell'antico Egitto. C'è Hatshepsut, la faraona del 1508-1458 a.C., che decide che non si fanno più guerre, e lei non fa più guerre, fa solo trattati economici. Il suo nome, la sua faccia verranno cancellate dai successori.
la riscoprono nel 1950 gli archeologi per caso in una tomba della sua nurse, della sua bambinaia, l'avevano messa lì. Ma il più grande monumento a Luxor, il più grande, quello bellissimo che c'è, è la tomba di Hatshepsut, ma hanno cancellato il suo nome, hanno messo il nome di suo padre e di suo figlio, come i due faraoni. La plebe romana ha vinto le più grandi battaglie con la non violenza. Con la non violenza ne ha fatte 2 di grandi battaglie, siamo nel 495 e nel 285, e nasce prima come si chiama? Come Agrippa, nasce prima il tribuno della plebe e poi il plebiscito, cioè quell'assemblea della plebe, quello che decide vale anche per i signori del Senato, questo con la non violenza. È andato lì quel tale a dirgli: venite che siamo tutti sulla stessa pasta, e gli ha detto: non è vero, sono stati sul Monte Sacro, e alla fine hanno vinto. Si sono rifiutati di andare a fare la guerra, hanno vinto rifiutandosi di andare a fare una guerra perché incombevano dei nemici attorno ai confini romani. Le più grandi figure del Medioevo sono 2 non violenti, ma uno è San Francesco e l'altro invece è uno un po' più furbo di San Francesco. San Francesco va dal Saladino con la crociata, la quinta, e gli dice, il Saladino lo riempie di doni e lo rimanda a casa. Quello dopo, Federico II, con la sesta crociata, dopo aver fatto finta di essere malato, di non partire, poi è stato scomunicato, eccetera, dal Papa, che voleva ammazzare un po' di non credenti e quindi voleva un imperatore. È andato anche lui dal Saladino, il successore, e gli ha detto: questi sono i miei soldi, compro Gerusalemme, basta che siamo d'accordo che ci sono le chiese cristiane, ci sono le moschee e tutto quanto deve essere in regola. Sposa anche la figlia del re di Gerusalemme, diventa anche re di Gerusalemme fra le tante che aveva Federico II, e però viene riscomunicato perché è tornato, ha liberato Gerusalemme, ma non aveva giustiziato gli infedeli. La Chiesa Cattolica voleva che li ammazzasse. Federico II. C'è stato questo momento, siamo in un momento del Medioevo, siamo lì, poi c'è tanta nebbia, ma arriviamo a Tolstoi, appunto, arriviamo a Tolstoi e arriviamo alla fine dell'Ottocento. E con Tolstoi non ne parlo perché ne ha già parlato, comunque Gandhi è effettivamente l'interlocutore principale di Tolstoi, che non ha parlato in vano. Attenzione, Tolstoi, come Cassola, una volta che ha fatto la svolta ha perso tutti i suoi lettori. Cassola, quando ha fatto la svolta, ha perso tutti i suoi lettori, non ha più ha mantenuto, devo dire, soltanto un articoletto ogni mese sul Corriere della Sera. Cassola, questo a onore del Corriere della Sera. Arriviamo alla Prima Guerra Mondiale. Alla Prima Guerra Mondiale noi abbiamo questo episodio enorme del Natale del 1914, enorme, ne conosciamo uno, ma probabilmente sono molti più di uno. I soldati che fanno la pace, giocano a calcio, si scambiano la cioccolata con le sigarette, eccetera, eccetera, eccetera. I sergenti, i tenenti che impazziscono, ma alla fine devono lasciar fare. Pagheranno i sergenti e i tenenti perché non sono riusciti a tenere a bada. Pagheranno nel senso non che vanno in galera, li spostano tutti, eccetera, eccetera. Non riusciranno a farlo nell'anno successivo perché i comandi, sia tedesco sia inglese, decidono, e francese, decidono di cambiare continuamente i reggimenti perché non si costruisse questa amicizia. Ci sono appena 2 film su questo episodio, stupendi, che ricordano esattamente quello che è successo, che era stato negato, ma c'è stata una lettera di un soldato inglese che è uscita stampata in un giornale di Londra, e quella lettera ha fatto divampare la notizia casualmente, ed hanno saputo che è successo. I colonnelli volevano che si dicesse che non era mai successo. Ma c'è un episodio più grande nella Prima Guerra Mondiale, che l'interprete principale è morto l'anno scorso, il nostro partigiano, non mi ricordo il nome, la famiglia, marito e moglie qui dell'Ampi,
scusate non mi ricordo il nome, adesso lo dirò, che racconta il reggimento Demogea, su cui Loris è andato via, Loris ha fatto persino uno spettacolo teatrale. Demogea era un reggimento dell'esercito austriaco, ma era fatto di istriani e perciò veneti, e non volevano fare la guerra. E come hanno fatto a non fare la guerra? Qualcuno si è tagliato un dito, qualcuno si è dato malato, qualcuno si è dato per pazzo, e tutti gli altri hanno sparato sbagliando sempre, sparando in aria. E c'è un verbale, un diario del padre appunto di questo partigiano, che ricorda che nessuno di quel reggimento ha mai ucciso nessun altro. Ha mai ucciso nessun altro. Si chiama Demogea questa storia. È una storia che dimostra come si poteva fare l'obiezione di coscienza senza per forza finire in galera, ma facendo tutta questa serie di cose. Nessuno di loro è scappato per farsi prendere, eccetera, perché poi alla fine facevano una brutta fine. Hanno fatto altro, molto altro, molto altro. Questa è la prima guerra mondiale, ce ne sono tante altre cose che si potrebbero raccontare, ma non serve. Seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale c'è la storia di questa Irena Sendler, tutte queste cose sono in questo libro, che prima che facessero la strage del ghetto di Varsavia, quando il ghetto era ancora un ghetto, veniva mandata, si è fatta mandare dentro al ghetto ogni giorno dai nazisti, siamo nel 1942, si è fatta nel 39, ha cominciato, ma comunque nel 42 soprattutto, si è fatta perché dovevano assolutamente stare attenti che non scoppiassero delle epidemie, avevano il terrore i nazisti che questi ebrei facessero morire tutti gli altri perché erano chiusi, eccetera, eccetera. Lei arrivava con un carretto, con un cane, e usciva con questo carretto e con questo cane. Il cane era stato da lei allevato, come si dice, addestrato ad abbaiare forte quando vedeva una divisa nazista, per cui i nazisti indietreggiavano. Lei ha preso ogni giorno decine di bambini, li metteva dentro il carretto, decine di bambini di 2 anni, 3 anni, piccoli, dovevano starcene tanti, si faceva dare il nome della famiglia, li portava fuori, non è mai stata fermata perché il cane era cattivo, li dava a tutta una serie di famiglie che tenevano questi bambini, o anche orfanotrofi, ma soprattutto conventi di suore, eccetera, e teneva il nome della famiglia originaria e della famiglia dove li aveva portati. Dove gli scriveva questi nomi? In quelle cartine leggere con cui si fanno le sigarette. Li arrotolava, li metteva dentro un vasetto di tipo di marmellata di vetro, le chiudeva e li sotterrava nel suo orto, nel suo giardino. Non lo sapeva nessuno, tranne un'amica fidatissima, una che non aveva nulla a che fare con lei, faceva parte della resistenza, l'altra no, perché non dovevano assolutamente arrivare a quei barattoli. Alla fine lei ha salvato 2550 bambini che sono tornati alle famiglie di origine, perché grazie a quei piccoli foglietti si sapeva dove erano e si sapevano dove dovevano tornare. Non sono tornati tutti perché alcune delle famiglie ovviamente erano state ammazzate dai nazisti, erano famiglie ebree, ma una buona parte era riuscita a sopravvivere. Il ghetto di Varsavia, Irena Sendler. Non violenza individuale, non violenza collettiva, Demogea. Di Aldo Capitini abbiamo sentito di tutto e di più. Danilo Dolci, un grandissimo non violento che non era contro la guerra, era contro la povertà, contro la miseria, contro la disoccupazione.
cioè la non violenza che si amplia sul sociale. Danilo Dolci va anche lui alla scuola di Pinna prima, con Pinna forse all'inizio addirittura in Sicilia, o no? Pinna va in Sicilia. E da Danilo Dolci, insomma, si trovano lì, siamo negli anni 60, 1960, da Partinico, un paesino poverissimo, ha scelto il più povero. Vedo un bambino che è morto di fame, e fa un digiuno, parte. E tutta Europa comincia a capire cos'è la miseria in Sicilia, perché Danilo Dolci fa un digiuno ed essendo lui il marito di una signora svedese, questa riesce ad ampliare. Ricordate la famosa giornalista inglese che è riuscita a rompere l'omertà su Gandhi, se avete visto il film di Gandhi, no? La questione dell'informazione fondamentale, in questo caso è la moglie, in quel caso era quella giornalista che è andata da Gandhi e ha seguito gli anni di Gandhi più importanti, insomma, telefonava e redava gli articoli al Times, eccetera. Ebbene, Danilo Dolci porta gli strumenti della non violenza per il lavoro. Addirittura si inventa lo sciopero alla rovescia e viene arrestato per questo. Cioè gli operai lavorano per fare una strada che non gli facevano mai fare e perciò Danilo Dolci era un terrorista e viene arrestato. E poi il digiuno per quella famosa diga che non mettevano mai in funzione perché la mafia doveva guadagnarsi sulla vendita dell'acqua. Ripetutamente arrestato. Io non posso parlarne a molti, però ricordo questa figura perché è fondamentale nella nostra storia della non violenza. Danilo Dolci non c'è nei nostri libri di storia, non c'è. C'è Vittorio Emanuele III, un imbecille che è proprio più imbecille di lui non poteva, che ci ha venduto il fascismo, ma non c'è Danilo Dolci, che ha portato, così come Lanza del Vasto ha portato in Francia, ha portato la parola non violenza concretamente in Italia. Stiamo parlando adesso della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale ancora, e parliamo di altre persone che con la loro parola, e stiamo parlando di un papa, vi ricordate? La prima guerra mondiale, l'inutile strage, si dice ancora adesso. Benedetto XIII, 14, quello quindi sia questo 14. L'inutile strage, Benedetto XIV la scrive dentro una lettera, eccetera, ma scoppia come una bomba atomica. È un papa che dice che quella guerra è un'inutile strage. Quanti morti fa la prima guerra mondiale? 17 milioni di morti. Di cui 1,5 italiani. Quanti morti fa la seconda guerra mondiale? Da 60 a 68 milioni, i conti ballano a seconda di cosa si prende. Solo di bambini tedeschi e giapponesi 2 milioni. Nella seconda guerra mondiale però la maggioranza, la stragrande maggioranza sono civili. Perché? Adesso ci sono gli aerei che bombardano e portano la civiltà a Dresda distruggendola e così via. A Treviso anche, un po' anche a Mestre. E quindi ecco che di questi circa 68, 44 sono civili e 24 militari. Circa, attenzione, nessuno ha potuto fare il conteggio al millimetro. Questa è l'efficacia delle guerre. Siamo ai milioni dei e parliamo anche della resistenza, perché sono stato scandalizzato 2 anni fa quando è uscito un libro sulle donne nella resistenza, erano tutte o col fucile o col mitra in mano. Ma è mai possibile? Cioè una donna per far parte della resistenza doveva ammazzare qualcuno? Ma allora la Tina Anselmi non ha fatto la resistenza, allora la Tina Merlin non ha fatto la resistenza. Allora quelle migliaia e migliaia di donne che nel famoso 8 settembre del 43
hanno permesso all'Italia e ai soldati italiani di togliersi la divisa, di mettersi i vestiti e di organizzare la resistenza civile, in parte loro, in parte altri. Quelle donne non hanno fatto la resistenza, rischiando la morte, perché se i nazisti li trovavano le ammazzavano queste donne, e le hanno ammazzate anche. Sto parlando di donne soprattutto. Cioè la non violenza è all'interno della nostra storia, l'8 settembre è il caso più eclatante ed è negata totalmente. L'8 settembre è l'inizio di una non violenza di massa in Italia, ma al di fuori dei partiti, al di fuori dei movimenti, al di fuori delle filosofie, di fatto è stato così. Non è stata studiata ancora in questa chiave, se non proprio marginalmente da qualche tesi di laurea, marginalmente. Ma vi voglio parlare di due casi più importanti della seconda guerra mondiale, che sono di questo libro i capitoli principali, ed è la Danimarca e la Norvegia. La Danimarca ha vinto contro i nazisti con la non violenza, lo sapevate voi, solo chi ha letto Hannah Arendt, la banalità del male, lo sa, perché lei l'ha detto, lei l'ha scritto, da lei è venuto fuori. Ha vinto i nazisti. Quando Eichmann è stato processato e Hannah Arendt era lì a seguire il suo processo, ha detto: in Danimarca noi abbiamo fallito. Era uno dei capi dei nazisti, uno dei principali capi dei nazisti, Eichmann. Abbiamo fallito. Hanno fallito perché hanno trovato di fronte un popolo che ha fatto la difesa popolare non violenta. E questa è la cosa principale che noi dobbiamo conoscere. Ma cosa è stata questa difesa popolare non violenta? È stata una serie di cose che si sono intrecciate, di cui ve ne dico alcune perché sono tantissime, in cui i nazisti alla fine, vi dico già la fine perché è la cosa più clamorosa, i capi dei nazisti in Danimarca hanno cominciato a disobbedire ai capi di Berlino, perché hanno detto: di fronte non abbiamo una razza inferiore, di fronte abbiamo un signor popolo che ha una sua dignità, e hanno cominciato a dare al popolo danese le informazioni perché potessero salvare gli ebrei, perché potessero nascondere. I capi dei nazisti arrivati lì si sono loro convinti che era un'altra cosa, la non violenza era superiore alla loro violenza, immaginarsi. Allora è successo questo, che nel 40 aprile i nazisti occupano la Danimarca. Però la Danimarca ha un re intelligentissimo che si chiama Cristiano X, un re straordinario, che dice: se noi ci mettiamo a difendere quel nostro esercitino da Lego, era un Lego praticamente, contro sta poppa di armata, ci ammazzano tutti ed è finita lì. No, noi ci arrendiamo, a condizione che voi né buttate giù il nostro governo, né torcete un capello a nessuno dei nostri cittadini, e noi ci impegniamo a non torcere un capello a nessuno dei vostri soldati. E questo è successo, Il re ogni giorno a cavallo, e sono famose le fotografie di sta re, a cavallo percorreva il corso principale in Copenaghen, in piedi, a far vedere alla gente che bisognava stare con la schiena dritta. Quando a un certo punto qualche imbecille a Berlino ha detto che tutti gli ebrei dovevano mettersi la stella di David, il primo che se l'è messa chi è stato? È stato re Cristiano X, che non era ebreo. E tutto il popolo, non tutto, ma gran parte, e questo è il punto, gran parte, non 3, non 10, si è messa la stella di David. E gli ebrei chi erano? E quando hanno detto: ma nelle vetrine dei negozi ebrei bisogna scrivere Jude, tutti i negozianti si sono scritti Jude nelle loro vetrine. E quando gli hanno dato agli insegnanti l'obbligo di insegnare il verbo di Hitler, si sono rifiutati di firmare quell'obbligo. La maggioranza degli insegnanti, non tutti, la maggioranza. Alcuni di loro sono stati portati a un campo di concentramento, però un campo di concentramento vicino alla Danimarca, non quelli Auschwitz eccetera.
e solo alcuni di loro ci hanno lasciato le penne, cioè nulla in confronto alle stragi che hanno fatto da altre parti rispetto a questo. E la Chiesa danese, Chiesa di Stato, hanno cominciato a rifiutare i soldi dello Stato, perché lo Stato era diventato nazista e i vescovi hanno detto: noi restiamo vescovi, i preti hanno detto: noi restiamo preti, ma non vogliamo i vostri soldi. E i sindacati, metà di loro si sono dati alla clandestinità e hanno cominciato a organizzare gli scioperi clandestini, in particolare nelle ferrovie, che era il ganglio che serviva agli occupanti, ma anche al porto. E i padroni delle navi che i nazisti volevano sequestrare si sono autoaffondati le navi nel porto, non tutti anche lì, ma tantissime navi. E quando questi capi dei nazisti hanno avvisato, perché è stato così, che stavano per arrivare da altre truppe, perché quelle truppe che erano lì erano diventate poco affidabili, altre truppe per arrestare tutti gli ebrei, li hanno avvisati in tempo, e la grande maggioranza degli ebrei è stata portata di notte, di corsa, facendo delle collette, affittando delle piccole navette, eccetera, in Svezia, che era neutrale, dove i nazisti non potevano andare, e non sono andati. I numeri sono che su 7.695 ebrei, solo 477 per colpa loro sono stati arrestati. Perché dico per colpa loro? Perché i capi nazisti che erano lì hanno rifiutato di andare nelle case degli ebrei con la violenza, hanno detto: entriamo solo se ci lasciano entrare, e poverini, questi 477 li hanno lasciati entrare, gli altri se ne erano scappati tutti. Cioè hanno salvato in questa maniera praticamente 7.200 ebrei, quasi tutti quelli che c'erano lì. Poi li avevano dichiarati cittadini apolidi, per cui i nazisti avevano un obbligo che non riuscivano più a capire se potevano o no arrestarli, perché dovevano arrestare solo i danesi. Erano danesi, essendo apolidi ma sono nostri. Non potevano più arrestare. E quindi la cosa è stata una iniziativa di massa che si chiama difesa popolare non violenta. È questa roba qua, e bisogna però organizzarla. Allora, quando entravano un gruppo di militari in bar, la gente del bar usciva tutta, ma non diceva perché, ma perché esci? Ho finito, ho bevuto. Non facevano la dichiarazione di guerra, andavano via, e i nazisti si trovavano da soli nel bar. Quando arrivava l'orchestra dei nazisti a fare il suo concerto nella piazza principale, casualmente, contemporaneamente, in un'altra piazza vicina, il coro popolare di Copenaghen faceva un suo concerto. Che bello quello, vado ad ascoltare quello, perché devo ascoltare le canzoni tedesche, non mi piacciono. Gli studenti universitari, tutti quanti gran parte, non mai tutti, ma sempre gran parte, si mettevano un cappello con i colori della Danimarca, bianco e rosso e celeste, credo, non so, comunque quei colori. Era un segnale di autonomia. Insomma, i sindacati, i commercianti, i preti, i vescovi e così via. E così. Ci sono stati anche degli svarioni, ci sono stati dei piccoli attentati, ci sono stati, ma piccoli. A un certo punto questi che non riuscivano, i tedeschi che non riuscivano a avere l'appiglio per intervenire, si sono bruciati da soli il municipio di Copenaghen, e da lì hanno instaurato una legge speciale. È stato un meccanismo, ma non sono riusciti lo stesso a controllare la popolazione, se non dovendo molti di altre associazioni sportive, eccetera, che erano tutte quante su questa linea, diventare clandestine. Persino le associazioni sportive sono diventate clandestine. Praticamente era tutto un filo rosso. Questa è la Danimarca. La Norvegia, non la Svezia che era neutrale, la Norvegia, anche lei occupata, anche lei nello stesso periodo, siamo lì, il 4 aprile del 40.
invasa, e anche lì cose simili, un po' meno eclatanti. Perché? Perché il governo svedese se ne è scappato in Gran Bretagna e quindi è venuto meno il senso centrale, però anche lì i sindacati, anche lì la Chiesa, anche lì le associazioni locali, tante cose non le voglio ripetere. Lo chiamavano il fronte del ghiaccio, insegnante, eccetera. Io mi fermo alla superficie di questa cosa. Altri caratteri forse, ma forse come nelle Filippine, una grande organizzazione. No, non interrompetemi perché sennò perdo il filo. Nelle Filippine Cory Aquino ha organizzato con la Chiesa Cattolica qualcosa come 2000 gruppi di lavoro che per 2 anni hanno studiato come si fa la non violenza, e poi hanno isolato l'esercito, come si chiamava il dittatore che avevano lì, Marcos, l'hanno isolato. Quello se n'è scappato. Vi ricordate che aveva 3.000 paia di scarpe, sua moglie, aveva un aereo pieno di oro, è andato, insomma, una cosa da matti quello che non faceva sto Marcos, che vabbè, chiudiamo questa parentesi. E questi qui hanno fatto delle cose che non si sarebbero mai sognati di fare, perché bisogna studiarla la non violenza se vogliamo arrivare e perciò si parla di questa legge, no? Perché bisogna creare i corpi civili, perché bisogna creare le scuole, perché bisogna arrivare nelle scuole non con l'esercito come adesso, che gli spiegano com'è bello sparare, ma esattamente come il contrario. Stanno facendo questo adesso e noi dobbiamo fare esattamente il contrario. Ho parlato dei 2 episodi principali, si fa per dire, sono migliaia, della seconda guerra mondiale, e non voglio farla più tanto lunga, ma perché io voglio restare sulle ore 17, insomma, del nostro, ma alcuni piccolissimi altri esempi, piccolissimi. Seconda guerra mondiale, 43, cambia in Italia, mezza Italia è libera, tra virgolette, mezza Italia è sotto i nazisti. Ma la mezza Italia libera c'è quell'assassino di Badoglio che vuole mandarlo in guerra ancora. E l'assassino perché è lui il responsabile principale di Caporetto, è Badoglio, più ancora di Cadorna. Badoglio è quello che ha lasciato gli abissini mandando il Forgene, è sempre Badoglio, è sempre lui, assassino Badoglio, nome e cognome. Badoglio chiama le armi, eccetera, e succede in un paese, in una città dove nessuno si sarebbe mai sognato che succedesse qualcosa di importante, che una donna, Maria Occhipinti, a Ragusa. Dov'è Ragusa? In Sicilia. Ma dov'è in Sicilia? Ma chi è questo Occhipinti? C'è un libro, questo libro è Non si parte. Lei dice che non devono partire perché c'era anche suo figlio lì dentro, su quei camion, si mette, si stende davanti al camion e i camion non partono. La rivolta vince a Ragusa e si porta anche a Catania. La rivolta che comincia da una donna e si espande in centinaia di situazioni simili. Faccio un caso, sembra il caso dell'Irena, ma l'Irena in Polonia ha fatto un'altra cosa, no? Ha nascosto i bambini. Questa qui, tutte e due hanno messo a repentaglio la propria vita. Sono casi eccezionali, devo dirlo, ma sono casi che fanno capire come si può fare. Non si parte. Siamo nel dicembre del 44. E cose simili succedono in situazioni simili. Il razzismo negli Stati Uniti, Rosa Parks dice no, io non mi alzo da qua, e da lì parte tutto il movimento di Martin Luther King, ed è partito da lei. Martin Luther King era un bravo pastore, ma non aveva iniziato proprio lui, ha iniziato lei. È morta da poco, o sbaglio? È morta proprio da qualche anno fa. E poi cose simili le troviamo, ma voglio parlarvi, e finisco con questi casi, poi parlo un attimo della non violenza e dell'ambiente, ma appena, perché ne sappiamo tantissimo noi. Insomma. Vi parlo di questo personaggio del Bangladesh, del Pakistan, che è Basha Khan. Quando c'è stata quella giovane che ha preso il premio Nobel,
cosa ha preso? Il premio Nobel. Dice io sono qui, Mala, non mi ricordo il nome, scusatemi, io sono qui perché seguo Basha Khan. E tutto quanto la platea ha detto Basha Khan. E se hai sentito proprio il rumore, e lei ha detto due parole. Basha Khan era un musulmano e perciò non un induista, e non si volevano bene fra induisti e musulmani, no? Era un musulmano che è andato da Gandhi e ha seguito Gandhi per alcuni anni forse ha fatto anche la marcia del sale, non lo so, comunque per alcuni anni. Basha Khan torna nei suoi paesi ed è un paese, il suo, dove ci sono i peggiori violenti del mondo. Vi ricordate come si chiamavano? Come si chiamano adesso? Come si chiamano? Vabbè, mi sfugge il nome, quelli cattivissimi che avevamo in Afghanistan. Talebani. I talebani, sì, una cosa così. Però i pashtun, che erano anche i talebani, erano pezzi pashtun. Bene, questi qua, se litigavano fra di loro, vinceva quello che ammazzava l'altro. Non c'era una via di mezzo, quella era la loro cultura, ammazzarsi. Se lui guardava la moglie di quell'altro, lui la ammazzava, cioè era una cosa così. Questi erano i pashtun. Arriva questo qui, sto Basha Khan vuol dire capo, no? Come Gengis Khan, e Basha era il suo nome. E arriva lì nel suo paese e gli fa, come ha fatto Gandhi con l'induismo e come ha fatto Tolstoi col cristianesimo, lui lo fa col Corano. Cioè fa una lettura del Corano in chiave non violenta. Sono 3 personaggi paralleli, solo che Basha Khan è meno conosciuto. Mette in piedi un esercito non violento, doveva chiamarlo esercito perché nel suo paese bisognava chiamarlo esercito non violento, che difendeva i villaggi con la non violenza dagli inglesi. Gli inglesi non è vero che erano signori, i peggiori sono stati i belgi in Congo belga, ma subito dopo vengono gli inglesi in India. I belgi, Insomma, in Congo belga l'altro. Allora gli inglesi, che avete visto il film di Gandhi, quando si mettevano a pregare li hanno distrutti, li hanno ammazzati, quanti erano? 2000 in una piazza, che quella volta Gandhi ha bloccato il digiuno, ha bloccato tutto perché ha detto qui ci ammazzano, ed è stata una cosa tremenda dopo la marcia del sale. Ma gli inglesi lì in Bangladesh si comportavano peggio che in India, peggio, perché la ritenevano una razza ancora più inferiore di quella indiana, un po' nazistelli come ideologie, diciamo, o comunque razzisti, insomma. Ebbene, lui difendeva i villaggi e quando si mettevano in 10.000 contro 200 soldati inglesi, i 200 soldati inglesi tornavano a casa perché non ce la facevano. Ma soprattutto faceva ospedali e faceva scuole, costruiva la società con l'esercito non violento. Gandhi non ci credeva, quando glielo raccontavano diceva mo, ha voluto andare lui, ha tentato la prima volta, non ci è riuscito, l'ha tentato la seconda, ci è riuscito, è andato lì, l'ha conosciuto e ne parla come fosse una cosa miracolosa, perché il peggior popolo con la violenza diventa un esercito non violento, è mica poco, insomma, no? I pastori, 80.000 in quell'esercito erano, 80.000, pensate, organizzati da un signore che non era un colonnello, che non pagava la gente, che li ha organizzati perché diceva se vuoi essere forte non devi usare violenza, il più forte è quello che non usa violenza, cioè gliel'ha rovesciata completamente la morale, l'ideologia, eccetera, eccetera. Io mi fermo qua perché abbiamo parlato dell'efficienza della non violenza, abbiamo visto dei casi, se ne potrebbe parlare di tantissimi, della non violenza sulla terra. Io vi nomino solo le persone perché in questo libro parlo di tutto il mondo. Julia Butterfly, che sta 2 anni sopra una sequoia e salva la foresta di sequoie della California, e Greta Thunberg, che a 15 anni si mette ogni venerdì davanti al Parlamento e muove milioni di ragazzi
che si diceva ai ragazzi non gliene frega niente dell'ambiente, e una ragazzina di 15 anni va a dire: allora signori, bla bla bla, voi parlate ma non fate nulla. Greta Thunberg, 2019 sciopero mondiale del clima, eccetera, e poi 2018 ha cominciato lei, e in Polonia quella mamma che vede che il governo ha deciso di tagliare la più importante foresta d'Europa, quella a confine con la Bielorussia, che si chiama Bialowieza. Questa foresta, dove c'è ancora addirittura il bisonte bianco, c'è la più importante foresta primaria, cioè che non è mai stata colonizzata dall'uomo, avevano dato il permesso di farla fuori, e lei cosa fa da sola? Chiama le sue amiche e va ad allattare sotto gli alberi. E c'è la famosa fotografia di 50 mamme, e tutto il mondo viene a saperlo, perché fa parte della non violenza anche la fantasia. È fondamentale la fantasia, cioè trovare la scappatoia, girarla la cosa e trovare un'altra strada, non andare per forza allo scontro, perché con lo scontro chi è più forte ti uccide. Ne abbiamo già parlato un attimo prima, e questa cosa è in Polonia, siamo appunto negli anni 2017-2018, le donne Cipko, queste qua, le donne Cipko. Ma chi siete voi? 10 donne, cosa volete difendere? Alla fine queste donne Cipko gandhiane, attenzione, gandhiane, sono partite da Gandhi queste, con l'aiuto della Vandana Shiva, che essendo una scienziata riesce a far sapere al mondo cosa facevano queste donne, altrimenti non avrebbero vinto. La Vandana è stata con loro, ma è stata soprattutto quella che ha permesso la conoscenza, oltre che la fantasia, sono elementi fondamentali della non violenza. Loro alla fine convincono la presidente Indira Gandhi a bloccare per 15 anni il taglio delle foreste dell'Himalaya, che stavano per distruggere pezzo a pezzo. Hanno fatto una poesia, la parola Cipko vuol dire abbraccio. Il poeta che ha inventato questa poesia ha fatto anche una canzone, le donne cantavano questa canzone che diceva che cos'è per noi la foresta. Per noi la foresta è aria, terra e alimenti, cioè per loro invece erano solo legno da vendere e basta, e perciò e acqua, anche perché la foresta raccoglie l'acqua. C'erano queste parole che venivano contrapposte all'economia dell'estrattivismo, del tagliare gli alberi, eccetera, eccetera. Queste sono le donne Cipko. Donne come le donne Cipko ce ne sono state e ce ne sono in Amazzonia, ma soprattutto gli uomini seringueros. Chico Mendes, la persona che in America Latina è più famosa in assoluto. Sono migliaia le associazioni Chico Mendes. Lui, seringueros, dice l'Amazzonia, dice questi alberi non li tagliamo, sono nostri amici, li sfruttiamo un po', ma loro sono contenti, un po' li disintossichiamo, gli rubiamo un po' di caucciù, e via con le siringhe. Ma ci sono una serie di forze enormi che vogliono invece tagliarli, perché devono arrivare alle strade, devono allevamenti, prima devono la soia, e poi soprattutto quelli che devono prendere l'oro, i peggiori, che avevano un nome che mi sfugge adesso. Insomma, questa cosa qua non era assolutamente tranquilla, assolutamente. Voi dovete toglierli. Avevano qualche aiuto ogni tanto dal governo, ma mica tanto. Alla fine lo ammazzano, la vigilia di Natale. Verrà arrestato chi lo manda, il figlio che l'ha ammazzato e il padre, tutti e due ovviamente immobili, gente che voleva costruire, tagliare, eccetera. Però poca soddisfazione, insomma. Però Chico Mendes, non sapendo nulla né della non violenza né delle Cipko, fa esattamente la stessa cosa delle Cipko, solo che lui li chiama empates da empatia, amicizia, eccetera. E però lui riceve questa direttiva da un'altra persona che però usava fucili e macete, e lui dice no, fucili e macete, questi sono più forti di noi, ci fanno fuori. Né fucili né macete, le donne e i bambini, tutti. E lui salva milioni di ettari
di ettari di alberi. Non voglio stare sui numeri in questo momento. Chico Mendes ha messo in piedi una cosa enorme, che è stata, non è che è finita, è morto lui, ma non è finito il lavoro di Chico Mendes. E andiamo avanti su questa linea un po' veloce, diciamo, per parlare di tante altre donne, soprattutto nella zona sud dell'Argentina, come si chiama Patagonia. la Patagonia, che fanno una marcia di 2000 km per arrivare a Buenos Aires, e poi aveva come nemico un nostro amico qui vicino di casa, il Benetton, che aveva comprato, e riescono a salvare, perché questi dicevano: se non avete i documenti che quelle terre sono vostre, non sono vostre, ma erano loro da qualche secolo, ma non c'erano i documenti, e perciò Benetton diceva: sono mie, le ho comprate io. E questo Lui ce li aveva. lui ce l'aveva tu. Sì, però. Lui ce l'aveva. E questa è una delle cose di queste iniziative non violente, la marcia, che poi in questo libro, e devo finire perché siamo arrivati alle 5, che in questo libro che parla della non violenza per l'ambiente e le economie comuni in Italia, la cosa più bella è quella che abbiamo fatto quel giorno, partendo a febbraio, col freddo di 100.000 passi da Scheveningen a Venezia, 100.000 passi, 300 persone che prima vanno da Monte Grappa a Treviso, poi il giorno dopo da Treviso alla stazione di Venezia, e difendono la valle di Scheveningen, stupenda, che a soli 300 metri di altezza sembra di essere a 1500, dove c'è anche una palestra del CAI di roccia, dove volevano distruggere tutto facendo delle cave enormi. Una di quelle addirittura tagliava la cima, la testa di una collina, proprio a 30 metri di questa testa. Non vado nel dettaglio, solo che questi 100.000 passi eravamo nel 2008, 18 gennaio, abbiamo cominciato per caso, io e Toglio, perché sono venuti a chiederci le firme, ma era già autorizzata l'Italia. E cosa volete fare con le firme? Dobbiamo fare una processione, la marcia del sale. Dobbiamo andare da Scheveningen a Venezia, ma sei matto? Arriviamo all'assemblea, il comitato è tutto quanto in silenzio perché non ci credeva assolutamente. Danno a me, parla tu che a me viene di ridere, dicevano, perché non si fidavano, e io dico una cosa, spiego, avevamo già fatto a piedi io e Toglio, un giorno e il giorno dopo, gliela spiego e dico: siete d'accordo? Silenzio di tomba, e poi alza la mano una signora, un'altra signora, una ragazza, un'altra ragazza, alzano la mano una cinquantina di donne, il comitato sprofonda sotto il tavolo. Sprofonda, la gente era d'accordo, infatti sono venuti in 300, erano paesetti, 300 vuol dire il paese, era il paese, saranno 1000 in tutto il paese, e il giorno dopo altri 300, non gli stessi, arrivavano lì il primo giorno da Quero, dalla stazione di Quero, il secondo giorno da Treviso, arriviamo a Venezia, il coro Fanis canta le canzoni di De Marzin, ti ricordi Giorgio, no? Eravamo lì. E questi dicono: Madonna, la RAI ci riprende 3 volte alla partenza, a metà e all'arrivo, andiamo 3 volte nello stesso giorno sui telegiornali. Mai è successo che un'azione non violenta, soprattutto ambientalista, vada in quella, perché la RAI ha capito che era una cosa assolutamente, ecco la fantasia, no? Straordinaria. E poi la gente dice: adesso io che ho fatto il consigliere regionale, dobbiamo andare mercoledì in consiglio regionale, una delegazione, non riusciamo ad andare in 300, basta essere in 50, il mercoledì andiamo in consiglio regionale, chiediamo a tutti i capigruppo di venire a sentire le nostre ragioni, c'è lì in casa, no? Nella sala della prima commissione, arrivano tutti i capigruppo fuorché uno, ma non ti dico chi era quello che non è venuto, lo spiegherai tu qual è il tale che non è venuto, tutti i capigruppo, e c'è una mozione preparata da presentare in consiglio regionale che quell'autorizzazione
deve essere negata, lo chiede il Consiglio regionale alla Giunta, siccome la Giunta è esecutiva, deve eseguire ciò che deve fare. Però arriva anche l'assessore, Renato, come si chiamava? Chisso. Renato Chisso, che poi lo troveremo arrestato con Mose, quelle cose, ma non mi importa. Allora arriva di corsa, si siede a fianco a me e gli dico: Renato, stai attento come parli. Renato dice: quei progetti sono una schifezza, non verranno mai autorizzati. Erano già autorizzati. Cancellano l'autorizzazione. Io gli faccio fare l'applauso. Guarda che ti abbiamo applaudito, Renato, ricordati. E ha vinto, quella battaglia è stata vinta da questa processione che è arrivata in 2 giorni da Schevenin al Consiglio regionale a Venezia e poi al Consiglio regionale. Questa è la cosa per me della mia vita la più bella che ho fatto. Eravamo lì che camminavamo con queste donne, che c'era anche il nostro amico con l'ambulanza, come si chiama Maria, che non mi ricordo se È andata... al medico a Castelfranco che con l'ambulanza dietro e qualcuno là, Massimo Falcozza, che ha preso alcune persone che non ce la facevano più, poi partivano, qualcuno ha fatto un po' di commedia, perché insomma bisognava far vedere che eravamo anche stanchi, insomma, e non era vero, sembrava. E quando siamo arrivati a Treviso con Maria, siamo andati sopra nel liceo dell'istituto tecnico a fare l'assemblea, strapiena di gente, e quando siamo scesi per andare in stazione sembravamo Sherlock, e camminavamo così e dicevamo fra di noi: ma domani chi è che viene a Treviso a fare gli altri quanti erano chilometri da fare, non mi ricordo più quanti erano. E invece la mattina dopo, alle 7 di mattina, lì davanti alla stazione di Treviso c'erano altre 300 persone, fra cui noi che ci sembravamo assolutamente arzighi, abbiamo dormito la notte. Una cosa straordinaria, che la gente del paese si guardava e rideva, non ci credeva. Anche tu sei qua, cioè il paese si è rifatto in quel momento lì, e alla fine abbiamo vinto. Bene, i giornali ne hanno parlato, il giorno dopo la Tribuna in Treviso, tutta pagina con la fotografia che avevamo, e quelli del CAI con lo striscione non miniere, c'era tutto, e alla fine c'era persino l'assessore regionale Renato Chisso, che ha detto: questa è una porcheria, non si deve fare. È stupendo, perché noi non l'abbiamo attaccato lui, abbiamo detto solo: stai con noi, no? Siamo qua, siamo in tanti, vieni anche tu, no? È venuto anche lui, ed è finita lì la storia. I figli del padrone che avevano comprato una ex cava che dovevano fare il disastro, e anche loro ci hanno detto: ma guardate, siamo d'accordissimo con voi. È successa una cosa che non ci aspettavamo, perché lì nasce l'acquedotto di Schevenin che dà da bere a 300.000 persone del Vicentino, quindi non era una fesseria fare una cava proprio lì dove nasce un acquedotto, era lì. Ma i figli di chi aveva comprato sono stati i primi ad essere contenti. Io vi racconto questa storia qua, ve ne potrei raccontare tante altre, sono qui dentro, ce ne sono, vi dico solo 1000 giorni di digiuno a Trento, di digiuno a Catena, uno dei tanti che l'ha fatto è anche Alex Tanotelli, perché è di, come si chiama il paese sotto Trento, è di Rovereto. L'hanno fatto un intero convento di 30 suore, l'hanno fatto delle scuole intere, professori, studenti, perché volevano fare un inceneritore proprio sotto la Paganella, e l'aria arrivava tutta su una città. E a mano che andava avanti il digiuno, questi signori della giunta facevano ridurre le tonnellate, le migliaia di tonnellate previste per il progetto. A un certo punto le hanno ridotte talmente tanto che quelli della ditta, che era la ditta solita di Brescia, che ha inquinato Brescia e che continua a inquinare Brescia, e hanno detto: non ci stiamo più, ci rimettiamo. Ed è finito il progetto dell'inceneritore di Trento. Questa è un'altra delle cose, come i 1000 passi. Noi ne abbiamo calcolati i 1000 passi, perché fai conto che un passo sono 60 centimetri, erano 60 km, 30 per 30 km, e i 1000 giorni sono stati proprio 1000 giorni, perché al 1000° giorno hanno chiuso, perché Formigoni, no, in quel caso la giunta di Trento ha bloccato. La stessa cosa ha detto Formigoni
perché è nella, non è qui, è nella copertina di un altro libro in cui si parla di sta roba. Aveva autorizzato una discarica pazzesca in un paesetto del milanese e la gente non sapeva cosa fare, e anche lì sono stati forse 1000 giorni, adesso non ricordo esattamente, che hanno bloccato il sito dove dovevano fare questa discarica. Era un'ex cava di argilla, perciò molto piatta, non profonda, insomma molto piatta. L'hanno bloccato finché a un certo punto Formigoni ha dovuto dare forfè, ha alzato bandiera bianca, eccetera, eccetera. E la foto che ho messo su un altro libro ti fa vedere un giro tondo enorme che nella foto, incredibilmente, perché sono due foto che si sommano, sembra a forma di cuore. Per cui sembrava, e loro poi se lo dicono fra di loro, perché ce l'hanno, hai visto il nostro cuore, e no, con i bambini, e hanno fatto una quantità di giorni in questo sito. Vediamo se riesco a trovarlo, perché non ho fatto bene i miei conti. Adesso lo trovo. Ebbene, questa è un'altra di queste lotte che vincono. I fanghi Montedison, la sapete tutti, con le barchette l'abbiamo bloccata la nave alle 5 di mattina. Ogni mattina 3.600 tonnellate di fanghi a mare, ogni mattina. Arriviamo lì alle 5 di mattina, c'era qualcuno di voi quel giorno lì? Nessuno. E con le torce sulla sponda blocchiamo, il comandante mette in moto la nave, la facciamo rallentare solo di mezz'ora, poi lui ci denuncia per blocco navale. Blocco navale vuol dire che prendi da 12 anni in su. 12 anni in su. Ma nel processo c'è un certo signor Casson che gli dice blocco navale, ma la nave era in moto. No, era ferma. E chi l'ha messa in moto? Io, denunciato per tentato omicidio. Perché la barca che era davanti alla punta, dove c'era mio fratello Stefano, si stava rovesciando, e se andavano a finire sotto la nave rischiavano di finire falciati dall'elica. Tentato omicidio. Condannato il capitano della Achille L. Non è che quel giorno stesso hanno chiuso gli scarichi a mare, l'hanno chiuso 2 anni dopo, era un anno e mezzo, era 87, non ricordo, 88 l'hanno chiuso, c'è il giorno proprio esatto che l'ho scritto qua, ma non importa. Ma l'hanno chiuso perché ormai si era convinto anche il sindacato che quel giorno in prima pagina del Gazzettino scriveva i soliti buffoni, ma cambiando sindacalista e arrivando un sindacalista che sapeva leggere e scrivere in quel momento, ha studiato i materiali che ci aveva dato il professore, importante questo, Giorgio Nebbia, che ci ha detto guardate che con quei materiali là, se li essiccate, si fanno i sottofondi stradali di tot chilometri. Per esempio, l'aeroporto di Washington è tutto quanto fatto sotto quei fosfogessi. E dopo ti dico il nome, adesso non devo trovarlo qua. Sindacalista, poi l'hanno sbattuti via 2 di chimici, uno prima e uno dopo, però lui intanto lì ha fatto fare lo studio alla CGIL, ha messo in crisi la Montedison perché Montedison metteva i suoi ingegnerucoli a dire che era impossibile, e lui ha detto guardate che è possibile riciclarli, non buttarli a mare e neppure buttarli in discarica come quel simpaticone dell'assessore regionale voleva buttarli tutti nelle ex cave di Marcone e di Gaggio. Incredibile. Facendo un fangodotto. Faceva sopra Maestria un fangodotto. Pensate a sta battaglia. Tu hai da una parte la regione che vuole fare il fangodotto, dall'altra parte la Montedison che dice è impossibile. Un professore universitario, Giorgio Nebbia, che non a caso diciamo è una delle stelle dell'ambientalismo italiano, con Laura Conti, secondo me sono le 2 stelle, Alex Langer è un'altra cosa, è anche un non violento, ma loro erano proprio solo ambientalisti, avevano solo questa cosa qua di essere ambientalisti, e il sindacato che ci veniva tutto contro, a un certo punto un miracolo. Era Massi, bravo. Ma anche
anche Sapuccio. Sapuccio l'avevano già messo sotto scacco. È Masi che è riuscito, l'avevano già messo sotto scacco, esatto. Sapuccio era d'accordo con noi, l'avevano già messo e Masi l'hanno mandato via da un'altra parte, però abbiamo vinto assieme, lui era contentissimo, perché in quel momento lì la scienza, gli operai e gli ambientalisti dicevano tutti la stessa cosa: ricicliamola sta cosa qua, non facciamo il disastro. Abbiamo fatto fare un impianto nuovo alla Montedison di essiccamento. La Montedison l'ha inaugurato in pompa stagna, in pompa magna, non c'era allora Venturini a tagliare il nastro, c'era un altro assessore che ha tagliato il nastro anche lui, ma non ci hanno neanche chiamato, erano stati bravi loro a capirlo, la Montedison era stata brava, hanno fatto tutto loro, però l'abbiamo fatto e noi contenti, l'abbiamo fatto, hanno essiccato per un periodo, hanno mandato i granuli essiccati al cementificio di Barletta, facevano cemento. Poi alla fine si è chiusa proprio la partita. Perché si è chiusa? Perché loro importavano la fosforite, il materiale grezzo, dal Marocco e lo depuravano a Marghera, tiravano fuori il fosforo per fare i fertilizzanti e restavano i fosfogensili. Alla fine hanno deciso che facessero questi impianti in Marocco, giustamente, e comprassero il fosforo e basta, cosa vai a portare via tutto? Ed è successo questo alla fine, per il bene anche del Marocco, che ci ha guadagnato un po', ha fatto un impianto, c'è ancora, ha fatto un impianto chimico, e per il bene del nostro ambiente. Vi racconto queste due storie, non ve ne racconto altre, ma la non violenza per l'ambiente in Italia ha delle storie enormi. Forse ve la cito solo una, la più grande battaglia ambientale mai condotta in Italia, ho la sensazione che se ve lo chiedo voi non sapete qual è quella della Val Bormida, che dura 100 anni, che nasce addirittura dai contadini. Siamo al confine fra la Liguria e il Piemonte. La Val Bormida viene distrutta da un impianto chimico, diciamo, per produrre diserbanti più che fertilizzanti, dell'ICMES, di un'altra ditta, non importa, l'ACNA, e i contadini sono i primi a ribellarsi. Anche questo smentisce un altro luogo comune: i contadini non si sono mai interessati dell'ambiente. La più grande battaglia ambientalista, la più lunga, vincente, 100 anni dopo, però anche qui ha avuto come protagonisti principali i contadini, e gli operai erano contro, perché gli operai difendevano la fabbrica. Succede sempre all'inizio questa cosa qua, poi succede qualcosa per cui o politicamente riesci a cambiare la situazione, oppure anche intellettualmente, che capisci che fosse il caso di non fare danni, eccetera eccetera. È stata dura in Valbormida, 100 anni vuol dire arrivare al 1988, se non sbaglio, a vincere questa battaglia con una serie di compromessi, fino alla fine chiudere questo impianto che non poteva continuare a durare. E questa roba qua, anche questo non c'è nei nostri libri di storia. Nei nostri libri di storia ci sono solo le battaglie, casomai qualche governo. Se voi andate nelle terze medie e nelle quinte superiori, vi accorgete che non sanno niente della nostra storia dopo la seconda guerra mondiale. Al massimo la resistenza, al massimo, non arrivano più oltre. Quando va bene. Quando va bene, se no si fermano al fascismo. E noi abbiamo nella nostra DNA in Italia, e ce lo dicono i tedeschi, voi siete stati capaci di fermare il nucleare con 2 referendum. Noi non siamo stati capaci. Ce lo dicono i tedeschi, veri tedeschi, che sarebbero molto più avanti di noi, però quando ci incontravamo ci dicevano subito questa cosa qua: beati voi che siete riusciti a fermare il nucleare, perché il referendum è un'altra arma non violenta, importantissima. Mi fermo anche su questo episodio, scusate, perché ci ho partecipato e mi piace da matti. C'è un paesino che purtroppo è diventato famoso l'anno scorso per uno dei soliti assassini, a Vetrana, è diventato famoso per tutt'altre cose, dove l'ineffabile ministro dell'industria Don Hacaten diceva che lì doveva nascere una centrale nucleare, perché aveva fatto il piano di 44 centrali nucleari. Il nostro Paolo 44 nell'89 ha fatto una canzone su questo, il nostro Paolo Predieri, un cantante nostro amico.
44 centrali nucleari, ma una delle prime doveva stare lì. Perché doveva stare lì? Perché intanto era in Puglia, poi era vicino a Taranto, quindi erano abituati all'inquinamento. Poi non si sapeva neanche se era in provincia di Lecce o di Taranto perché era proprio sul confine, insomma era ideale per dire non gliene frega niente a nessuno. Bene, succede che il sindaco democristiano dice no, e il capogruppo del Consiglio Comunale, un radicale, gli dà una mano e insieme, questi due mettono insieme, prima fa un paio di manifestazioni perché bisognava muoversi e il vescovo di Oria li benedice, dice avete ragione, devono ascoltare il popolo. Il vescovo di Oria, cioè l'ultimo posto dove tu penseresti che ci fosse qualcuno, un paese del Brindisino che sta quasi nel Tarantino. Lei abitanti? No, Oria è una cittadina più grande di Avetrano, ma insomma siamo sempre su quelle migliaia, insomma. È anche bellissima Oria, una stupenda città. Bene, fanno queste manifestazioni e poi capiscono che questi non si fermano, Donacatè non se ne fregava niente di loro, allora dicono, bene, facciamo un referendum comunale. Il prefetto gli dice, non potete, come hanno detto qua per il Fosgenio, non la stessa cosa, non potete. E invece lo fanno lo stesso. Lo fanno, invece che andare nei luoghi deputati, le scuole, come si fanno di solito, vanno dalle ACRI, in parrocchia, dalla CGIL e fanno i seggi con certificati elettorali, votano perfettamente e naturalmente la stragrande maggioranza, 98% credo, vota che non vuole il nucleare. C'è sempre un 2% che o è bastian contrario oppure ha letto troppi libri di fisica e quindi ha capito. Forse il secondo, sì. Forse si mettono assieme le due cose. Ad Avetrano quel referendum sembrava che non cambiasse nulla, invece no, perché dove pensavano di fare le centrali nucleari anche in Lombardia, si mettono a fare il referendum anche nei paesi della bassa Lombardia, del Mantovano, a Viadana, non mi ricordo 3-4 paesi, e dicono, striscioni, facciamo come ad Avetrana, questo era lo slogan. E la cosa blocca noi, altro che 44 centrali nucleari. Non sono riusciti a farne neanche una, perché dopo è arrivato il referendum nazionale. Tutto questo viene prima del referendum nazionale. Prepara il terreno. Il referendum non è nato da nulla, è nato da queste cose qui. Tutti i referendum locali hanno visto un plebiscito, ecco la parola plebe di prima, un plebiscito contro il nucleare, ma un plebiscito al 98%, non al 70%, all'80%. Questo episodio, io ci sono andato, mi hanno chiamato, sono andato lì con una borsa di libri, li abbiamo lasciati nella macchina a Trani, la Maria non c'è più, ce li hanno rubati tutti a Trani. Volevo iscriversi. Perché la signora sapeva, sì, lasciate pure là, era quella che chiamava o volevano bruciarli. No, li hanno lasciati tutti, poi ho saputo che chi li ha rubati, ho cercato e ci stupidi, hanno visto che era una borsa che credevano piena di roba, era piena di libri, l'hanno lasciata in mezzo ai campi, è piovuto, mi hanno rovinato tutti. Ho saputo dopo andando a Brindisi, perché a Brindisi avevo molti amici degli amici che facevano parte di lotta continua e mi hanno saputo dire perfettamente chi ha rubato e come era rubato. Vabbè, chiusa questa parentesi molto simpatica, e però sono arrivato da Vetrana, ho conosciuto Negro, questo dei radicali. Un inciso così. Pensavo che tra i grossi pacifisti, gente che ha fatto una battaglia enorme, che ti avessi ricordato anche di Giuseppe Di Vittorio, che per evitare che i contadini venisse aggredire la polizia, si è inventato il lavoro e si è inventato di fare una strada che non esisteva per proteggere e difendere i contadini pugliesi da attacchi sia da parte mafiosa che da parte dello Stato. Non lo sapevo. Ecco. E come Danilo Dolci, quindi Danilo Dolci ha imparato da Di Vittorio? Danilo Dolci che ha fatto la stessa Esatto. Ha imparato da Danilo, esatto, lo trovi in Di Vittorio. Lo trovi in Di Vittorio, nel documentario di Vittorio, lo trovi la anche. prossima edizione non dico dobbiamo aggiungere di parlare, scusa, importantissimo. Certo, interessantissimo. Io mi fermo qua.
ma era solo per dare degli spunti. Ce ne sono tantissime di cose, sia personali e sia collettive. Quelle più belle collettive ve le ho raccontate, e quella di Buscate, cioè quella di Scarica vicino a Milano, quella di Trento dell'inceneritore e la marcia di Schiavini secondo me, e quella di Valbomida. La Valbomida è stata collettiva, ma è stata durissima, ci sono voluti processi, avvocati, durissima, e soprattutto aveva il governo contro, ma tutto il governo, tutto, che voleva tenere aperta l'acna di Cesare, tutta, e non si rompeva sta cosa. A un certo punto si è rotta, non mi ricordo per che motivo, ma evidentemente uno di questi ministri c'era. Altri referendum come questi, attenzione, con la Farmoplant a Carrara, oppure in Liguria, tutti referendum cittadini che i sindaci, o quello contro il rigassificatore di Monfalcone, che venivano come messi in piedi dai sindaci pensando di vincerli, e li perdevano sistematicamente. A Monfalcone che hanno offerto 300 milioni di lire alla città se lasciavano che arrivasse il rigassificatore lì. La città ha fatto il referendum, indetto da WWF, quattro associazioni, mi ricordo che andava lì mio fratello Stefano e Pratesi, andavano lì proprio a tenere in piedi una situazione che sembrava assurda, un paio di consiglieri comunali, e tutto lo schieramento a favore, compreso, scusatemi la bestemmia, compresa Legambiente. Scusatemi la bestemmia, ma è così. Tutto. E ti dico anche, sono contro all'interno della CGIL. E quindi il referendum anche lì è stato stravinto, ma loro sono venuti lì a Monfalcone con le signorine che regalavano robe, aprivano, spiegavano quante cose sarebbero nate dopo, proprio hanno messo su i chioschi per fare informazione, non è servito a nulla. La forza della popolazione, una volta che era stata informata, ricordatevi che il signor Angela, come si chiamava? Piero Angela, in televisione aveva detto proprio in quel periodo: il rigassificatore è l'impianto, è una nave, ma è un impianto più pericoloso al mondo, perché è più pericoloso addirittura di una centrale nucleare, perché è più facile che esploda, e se esplode ha un effetto enorme. Piero Angela ha detto questo, non ce lo saremmo mai aspettato. E alla luce anche di questi fatti qua, detti non a caso, in quel periodo, non a caso, Piero Angela, insomma, non è all'inferno, almeno è il purgatorio, insomma, perché questa cosa è fatta, insomma. No, è l'inferno per il nucleare, ma è il purgatorio per il rigassificatore, mettiamolo così. E la città è stata capace di rifiutare i 300 milioni che l'ENI e compagnia bella regalava alla città. Fincantieri, campi da sport, e la nuova tutto bello. Previsioni per il prossimo referendum? Questo no, chiudiamo. Chiudiamo subito la